Buonasera alle principali notizie. A Messina dolore e rabbia ai funerali di Daniela Zinanti, la donna di 50 anni uccisa il 10 marzo dall'ex compagno. Lo strazio della figlia che dice ti darò giustizia. Riaperta l'autostrada A20 Messina-Palermo dopo il maxi tamponamento di questa mattina, nessun ferito grave, 80 i mezzi coinvolti. Rientra l'allerta meteo in Sicilia dopo il passaggio del vortice Iolina, comunque ci sono stati danni a Taormina e Mottacamastra dove è crollata una strada isolando il centro abitato. A Ragusa, finti volontari assunti dal comune impegnato negli impianti sportivi e siti culturali, la denuncia dei lavoratori pagati 4 euro l'ora. A Gela terzo colpo in pochi giorni con la spaccata, preso di mira un parrucchiere. Scatta nelle periferie di Palermo la sfida alla vampa più alta, intanto la RAP cerca di smantellare le cataste per i roghi di San Giuseppe. Calcio, dopo l'esonero di Toscano arrivato a Catania, il nuovo allenatore Viali, a lui il compito di dare una scossa alla squadra. Buonasera, eccoci dunque a Messina. Questo pomeriggio i funerali di Daniela Zinanti, la donna di 50 anni uccisa dal compagno con diverse coltellate, d'uomo gremito di gente, le parole della figlia che dice ti darò giustizia. Francesco Triolo. Silenzio, lacrime e commozione nel Duomo di Messina, l'ultimo saluto a Daniela Zinanti, la cinquantenne uccisa lunedì scorso a coltellate dal suo ex compagno. La cattedrale gremita, un dolore composto, quello di familiari, amici e tanti cittadini uniti attorno ai parenti della vittima in una tragedia che ha colpito tutta la città di Messina. In prima fila i figli Gaetano e Roberto, e proprio lei a vivere uno dei momenti più toccanti, si avvicina alla bara, bacia la foto della madre e si inginocchia in lacrime. Un raccoglimento composto tra preghiere e silenzi, ma anche un momento di riflessione. Durante l'omelia l'arcivescovo Giovanni Accolla ha invitato a non dimenticare, a non lasciare che questa tragedia scivoli nel silenzio. Perché il tuo sacrificio sta diventando per tutti noi una opportunità, un richiamo, una catechesi, una testimonianza di evangelizzazione, quasi a dire che senza che tu te ne sei accorta, oggi sei per noi una icona di una relazione nuova con Dio e di relazioni nuove tra di noi. Il dolore, ha detto l'arcivescovo, si trasformi in un appello a fermare la violenza, a proteggere le donne, perché la storia di Daniela non resti solo cronaca, ma diventi un impegno per tutti. È stata riaperta l'autostrada A20 Messina-Palermo dopo il maxi tamponamento di questa mattina, nessun ferito grave, 80 i mezzi coinvolti. Marco Bullà. È stata riaperta al traffico l'autostrada A20 Messina-Palermo dopo il maxi tamponamento che ha coinvolto un'ottantina di veicoli all'interno della galleria Villafranca tra gli svincoli di Milazzo e Rometta Marea. Il maxi tamponamento era venuto lungo la corsia in direzione Palermo. La riapertura è stata comunicata dal consorzio Autostrade Siciliane che gestisce la 20. Oltre 80 i mezzi coinvolti, una galleria trasformata in una trappola, chilometri di coda. È successo tutto intorno alle 8:45. In pochi istanti auto, furgoni e mezzi pesanti si sono scontrati uno dopo l'altro in una carambola impressionante. Scene complesse per i soccorritori. Sul posto i vigili del fuoco hanno operato senza sosta all'interno della galleria in uno spazio ristretto tra lamiere accartocciate e mezzi da mettere in sicurezza, mentre la polizia stradale si è occupata della gestione dei rilievi e della viabilità. Numerose le ambulanze del 118 che hanno assistito i feriti, per fortuna non gravi. Ancora da accertare l'origine del tamponamento. E c'è stato anche un incidente ferroviario sulla Palermo-Catania. Il treno ha investito un furgoncino che era rimasto intrappolato sui binari tra le due sbarre di un passaggio a livello tra Pirato e Dittaino nell'Ennese, posto in curva con scarsa visibilità. A bordo del treno 50 viaggiatori, nessuno rimasto ferito. L'autista del mezzo era riuscito ad allontanarsi in tempo, sospesa la circolazione ferroviaria che poi è stata riattivata. Rientra l'allerta meteo in Sicilia dopo il passaggio del vortice Iolina, danni a Taormina e Mottacamastra dove è crollata una strada isolando il centro abitato. Luca Ciliberti. Dopo 2 giorni di piogge intense, ampiamente annunciate, si allenta la morsa del maltempo in Sicilia orientale. Il sistema di protezione civile riduce il rischio di allerta che torna verde su tutta l'isola tranne che nel Messinese dove permane qualche criticità per tutta la giornata di mercoledì.
Le perturbazioni delle ultime ore hanno comunque causato danni e disagi. A Motta Camastra, nel Messinese, è crollato un tratto di strada provinciale 6 che conduce all'ingresso del centro abitato. Il muro di contenimento è ceduto trascinandosi dietro un pezzo di strada che adesso è impraticabile. L'unico collegamento al momento percorribile per entrare e uscire dal paese è una strada comunale sulla quale non possono passare i mezzi pesanti e neppure quelli di soccorso. Grande attenzione nelle zone già colpite dal ciclone Harry, dove sono state poste protezioni a sostegno dei lungomari da Furcisicolo a Santa Teresa fino ai comuni del Catanese, Riposto, Acireale e Acicastello. Paura a Taormina nella notte, in pieno centro storico, a Porta Messina è crollata improvvisamente una vecchia abitazione ubicata all'apice di via San Pancrazio. La casa era disabitata da tempo e dunque non si sono registrati danni alle persone. La zona è al momento transennata e si stanno verificando le condizioni di sicurezza dell'area. Difficoltà con le isole minori, sospesi gli aliscafi con le isole Eolie, problemi anche per chi viaggia dalle Pelagie. Finti volontari impiegati nei servizi comunali e pagati 4 euro l'ora per turni di lavoro anche di 10 ore al giorno. Accade a Ragusa. Sentiamo Veronica Barbarino. Le umiliazioni sono state tante, perché mi vergognavo pure a dire che prendevo 4 euro l'ora, perché lavoravo come non mai, stanca. La benzina era per i fatti nostri, il panino se te lo potevi comprare. Con queste 4 euro mi faccio anche 10 ore al giorno per fare almeno 40 euro. Il sindaco non voleva sapere problematiche e lì sapeva le cosette che succedevano lì dentro. Per anni, per garantire l'apertura e la gestione di impianti sportivi e siti culturali, il comune di Ragusa ha fatto ricorso a volontari, pagati pochi euro l'ora e inseriti tramite associazioni del terzo settore. Uomini e donne che sulla carta svolgevano attività di volontariato, ma nei fatti, secondo quanto denunciato dal PD, svolgevano un lavoro continuativo, organizzato in turni, con responsabilità e mansioni del tutto simili a quelli dei dipendenti. Persone che avevano diritto ad un corrispettivo di 4 euro l'ora sulla base di un accordo illegittimo tra l'associazione e il volontario e tra il comune e l'associazione, accordo illegittimo perché non emerge dagli avvisi pubblici, dalle manifestazioni pubbliche. Scavando ancora più in fondo, altri casi sono stati riscontrati all'interno della Protezione Civile, in cui 4 operatori per oltre 10 anni sono pagati come semplici volontari. Dopo la denuncia, il sistema è stato bloccato. Sì, già per gli impianti sportivi hanno fatto dei contratti di collaborazione occasionale per un mese. Per riguardo alla protezione civile invece abbiamo richiesto l'allargamento del pianta organica, ormai la previsione nel PIAO di 4 nuove risorse specializzate e l'indizione di un concorso pubblico. Al centro non c'è solo uno scontro politico, ma la dignità del lavoratore. A Catania rapinatori hanno preso d'assalto uno sportello bancomat in pieno centro, ma hanno avuto una brutta sorpresa. Simona Mazzona. Sono rimasti a bocca asciutta i ladri che questa notte avevano puntato l'ATM dell'ufficio postale di via Dottor Consoli a Catania. Un vero e proprio assalto con esplosivo che ha distrutto completamente la struttura. Erano già passate le 3 quando nel silenzio della notte si è sentita in zona un'esplosione. I banditi sono riusciti ad aprire la cassaforte del banco posta, ma all'interno non c'era denaro. Sono rimasti solo i danni inquantificabili al momento. Sportello e vetrate dell'ufficio postale sono saltati. All'interno il locale è completamente distrutto e danneggiato anche lo stabile soprastante. L'esplosione ha provocato la rottura dei vetri di una veranda esterna e qualche bruciatura sulla facciata. L'ufficio postale è collocato in una zona centrale abitata della città, eppure i malviventi non si sono arresi davanti alla possibilità di essere visti da una pattuglia delle forze di polizia o da qualche residente che avrebbe potuto chiamare subito i soccorsi. E d'altro canto non si aspettavano che tutto il denaro contante fosse già stato prelevato, lasciando le casse completamente a secco. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i poliziotti delle volanti della questura di Catania che indagano sull'accaduto. All'attenzione degli investigatori anche le telecamere della videosorveglianza della zona. Stesso metodo, stessi obiettivi, forse gli stessi responsabili. A Gela un nuovo furto colpisce un parrucchiere che aveva aperto da pochi giorni. È il terzo episodio. Sentiamo GR Italia.
Un masso contro la vetrina, il rumore del vetro che si infrange e poi l'irruzione. Ancora una volta a Gela il copione è identico. Il colpo è stato messo a segno intorno alle 6:25 del mattino, quando una parrucchieria aperta da appena una settimana è stata presa di mira con la tecnica della spaccata. Pochi istanti per entrare, arraffare attrezzature e il denaro presente in cassa e poi la fuga. Le immagini di videosorveglianza interna hanno ripreso tutta la scena. Un uomo agisce con rapidità e sicurezza, movimenti che fanno pensare a qualcuno già entrato in azione in episodi analoghi. È il terzo furto in poche settimane con modalità sovrapponibili. Prima il colpo a un centro scommesse in via Venezia, poi quello a una pasticceria a pochi metri di distanza, ora la parrucchieria. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe dello stesso autore dei colpi precedenti. All'esterno, come già ipotizzato in altri casi, ad attenderlo ci sarebbe stato un complice, stavolta non visibile a causa dell'assenza di telecamere esterne nella zona. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato locale insieme alla polizia scientifica, che ha effettuato tutti i rilievi e acquisito le immagini della videosorveglianza interna del locale. Una sequenza ravvicinata che evidenzia un'azione mirata con obiettivi concentrati nella stessa area e tempi di esecuzione sempre molto rapidi, in appena 8 minuti, dentro e fuori, con estrema velocità. Per le titolari dell'attività colpita appena avviata il bilancio è pesante, danni alla struttura, attrezzature sottratte e l'impatto immediato sull'attività. I foni, piastre della mamma. I foni che ho usato. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili e ricostruire con precisione la dinamica dei colpi, ma il cerchio intorno alla banda inizia a stringersi sempre di più. Nuove intercettazioni sull'inchiesta mafia e sanità. Iacolino, durante un incontro con il boss Vetro, gli raccomandava di non contattarlo via messaggi, tutto registrato dagli investigatori che hanno sequestrato l'ex manager della sanità telefoni e pendrive. Domani intanto i vertici dell'ASP di Messina saranno ascoltati dai magistrati palermitani come persone informate sui fatti. Simona Mazzona. Emergono nuovi particolari dalle carte dell'inchiesta Mafia e Sanità condotta dalla Procura di Palermo, in cui sono coinvolti Salvatore Iacolino, ex dirigente regionale e per pochi giorni alla guida del Policlinico di Messina, l'imprenditore Carmelo Vetro, titolare della clinica di riabilitazione Arcobaleno, e il dirigente regionale Giancarlo Teresi, questi due già in carcere per presunti pagamenti illeciti negli uffici dell'assessorato alle infrastrutture. Gli investigatori stanno analizzando telefoni, computer e pendrive sequestrati agli indagati. L'inchiesta ha ricostruito mesi di contatti tra Iacolino e Vetro, imprenditore legato alla mafia di Favara, e ha evidenziato come il manager della sanità regionale avesse sollecitato i vertici dell'ASP messinese per favorire l'autorizzazione della struttura sanitaria Arcobaleno. E le intercettazioni inchioderebbero proprio Iacolino. Non mi scrivere al telefono, avrebbe detto a fine gennaio, dopo 6 mesi di messaggi e incontri con Vetro, persino all'assessorato alla sanità, come scrive il quotidiano La Repubblica. Mancavano pochi giorni alla sua nomina al Policlinico di Messina. Vetro temeva un mancato accreditamento per la pratica dell'arcobaleno, poi arrivato, Iacolino lo rassicurava. Le intercettazioni hanno svelato le pressioni di Iacolino sui dirigenti dell'ASP per sbloccare quella pratica. Per questo mercoledì i vertici dell'ASP di Messina, il direttore generale Cucci e quello amministrativo Gnotta saranno ascoltati dai magistrati palermitani come persone informate sui fatti. Mentre giovedì i legali di Iacolino presenteranno ricorso al Tribunale del Riesame per ottenere il dissequestro dei 90.000 euro in contanti trovati nella sua cassaforte. La Corte d'Appello di Palermo ha confermato la condanna a 10 anni per voto di scambio politico-mafioso inflitta in primo grado all'ex deputato di Forza Italia Salvatore Ferrigno. Secondo l'accusa, l'esponente politico, candidato alle elezioni dell'Assemblea regionale siciliana del 2022, avrebbe accettato la promessa del mafioso di Carini Giuseppe Loduca di procurargli voti in cambio di soldi e dell'impegno a soddisfare gli interessi dei clan. Loduca ha scelto l'abbreviato e la sua condanna a 11 anni è ormai così definitiva. La regione siciliana tira avanti nella vicenda della revoca della concessione della spiaggia di Mondello, senza aspettare il pronunciamento del TAR sul ricorso del gestore escluso dopo 116 anni. Ieri sera ha pubblicato il nuovo bando per la spiaggia attrezzata nel 2026, ma la vicenda resta avvolta ancora nell'incertezza. Manlio Viola.
La regione siciliana prova a salvare la stagione balneare 2026 a Mondello. È stato pubblicato ieri sera il bando rivolto agli operatori che dovranno offrire i servizi nell'arco di 90 giorni fra giugno e ottobre di quest'anno. Ogni soggetto potrà ottenere al massimo 3 dei lotti messi a concorso. Nel giro di poche ore, nella giornata di ieri, la regione ha prima adottato e pubblicato il decreto che divide il lungo litorale di Mondello in 19 porzioni, rispecchiando le indicazioni del piano di utilizzo del demanio marittimo predisposto dal comune ma ancora in bozza. Di queste 19 porzioni, 13 sono destinate alle balneazioni con servizi offerti dai privati, mentre 6 sono destinate a spiaggia libera e servizi ricreativi o sportivi. Qualche ora dopo la definizione del piano provvisorio d'uso è stato pubblicato il bando di gara, ma l'avviso di selezione contiene una clausola di salvaguardia. Se la Mondello Immobiliare Italo-Belga, gestore della spiaggia per 116 anni e fino al mese scorso, dovesse vincere il ricorso al TAR contro la decadenza, stabilita sempre con decreto alla regione, o anche ottenere la sospensiva, il bando diventerebbe nullo. La sfida adesso è trovare almeno 4 soggetti diversi disposti a investire nell'incertezza più assoluta di un bando che potrebbe decadere in qualsiasi momento, e sapendo che la concessione ottenuta sarà solo provvisoria, valida per appena 3 mesi. A Palermo è battaglia sui social per chi realizzerà la vampa di San Giuseppe più alta. Dall'altro lato, RAP e forze dell'ordine lavorano alla rimozione delle cataste di legna. Marco Gullà. Sui social è una vera e propria sfida a chi farà la vampa più alta. In vista di San Giuseppe, i quartieri popolari di Palermo si preparano alla vigilia appunto del 19 marzo, quando tradizionalmente vengono incendiate le cataste di legno. Un'abitudine rischiosa, soprattutto perché le fiamme possono raggiungere anche i piani bassi delle abitazioni. Ecco allora che la RAP è al lavoro da giorni per rimuovere le tonnellate di legna accatastate in diversi punti della città. L'obiettivo, con il supporto delle forze dell'ordine e della polizia municipale, è quello di evitare il peggio. Tutte le persone per bene che si sono stancate di essere ostaggio di comportamenti barbari che con la scusa della religiosità o della tradizione rischiano di creare tanto di quel danno alla città che è incalcolabile. Negli ultimi giorni, inoltre, alcuni operatori RAP allo Zen sono stati minacciati e aggrediti verbalmente, tanto da dover lavorare sotto scorta. E allora, con una nota anche ironica, l'auspicio dei vigili urbani è questo qui. Spero che domani piova a valanga, così risolveremo automaticamente il problema. Me lo auguro non solo io, ma tutte le persone per bene. Un breve pausa, poi torneremo a Niscemi, dove è polemica sui ristori. Non solo emergenza ma anche diritti. Il Comitato Evento Franoso di Niscemi presenta una serie di emendamenti al decreto legge, al centro indennizzi, libertà di scelta e tutela della proprietà. GR Italia. Dalla gestione dell'emergenza alla richiesta di giustizia, a Niscemi, dopo la frana che ha colpito abitazioni e famiglie, si apre ora il fronte delle regole. Il Comitato Evento Franoso ha avviato l'invio di una serie di emendamenti al decreto legge del 27 febbraio 2026, rivolgendosi a esponenti politici di maggioranza e opposizione. Proposte che nascono direttamente dall'ascolto dei cittadini colpiti. Al centro il tema degli indennizi. Secondo il Comitato, i ristori non possono essere calcolati sui valori OMI, spesso inferiori ai prezzi reali di mercato. Si chiede quindi una valutazione basata su perizie asseverate e una soglia minima di 1.500 euro al metro quadrato. Chiediamo che questa cifra inoltre venga elargita in maniera liquida ai cittadini, di modo che essi possano essere liberi appunto di fare una vita, ricominciare una vita dove più desiderano, dove meglio desiderano. Inoltre chiediamo che il suolo acquisito gratuitamente secondo il decreto legge venga invece valorizzato e valutato a parte, così come a parte chiediamo un indennizzo per l'80% dei mobili e gli oggetti di pregio. Intanto sul piano tecnico si lavora alla messa in sicurezza del territorio, dalla riorganizzazione della rete fognaria e idrica alla realizzazione di opere drenanti e di contenimento, interventi illustrati dagli esperti della protezione civile e del mondo accademico, chiamati a gestire una frana considerata di particolare complessità. Canti, colori e speranza ad Agrigento, il Festival I Bambini del Mondo si chiude con una grande preghiera per la pace, tutti uniti per un messaggio che supera confini e culture. Davide Sardo. Ad Agrigento la musica e i colori del mondo si fermano per un momento di silenzio e riflessione. Si è chiuso il Festival I Bambini del Mondo,
con un atto straordinario, la preghiera interreligiosa, i popoli per la pace, un abbraccio simbolico tra culture, lingue e tradizioni. E oggi concludiamo questa 23esima edizione del Festival dei Bambini del Mondo, che è un festival che notoriamente punta proprio diciamo, a lanciare questi messaggi di pace e di fratellanza tra i popoli. Diciamo, questi messaggi lanciati dai bambini hanno un significato ancora maggiore. La cerimonia si è svolta nella chiesa della Divina Provvidenza nel centro Donguanella. Padre Calogero Proietto e la comunità parrocchiale hanno accolto i partecipanti con canti e gesti di fraternità, trasformando il luogo in un simbolo di unità e speranza. Tra melodie, sorrisi e preghiere, Agrigento oggi lancia un messaggio universale: la pace è possibile se coltivata insieme con il cuore aperto al mondo. Breve pausa, poi lo sport, il calcio con l'arrivo del nuovo allenatore del Catania, William Viali. Eccoci allo sport, dunque William Viali è il nuovo allenatore del Catania, l'ex tecnico di Cesena e Ravenna, ha firmato un contratto fino a giugno del prossimo anno e sarà presentato domani mattina. Sentiamo Francesco Triolo. È arrivato ieri sera intorno alle 21 all'aeroporto Fontana Rossa e oggi William Viali è pronto ad iniziare la sua nuova esperienza come allenatore del Catania. È stato chiamato dopo l'esonero in Mimmo Toscana e toccherà a lui cercare di dare una scossa e gestire il gruppo preparandolo ai playoff, nuovo obiettivo del club dopo l'addio ormai scontato alla promozione diretta. Hanno pesato i 12 punti di distanza dal Benevento sull'esonero di Toscano, ma soprattutto il rapporto che si è rotto e deteriorato con il club dopo la partita col Sorrento a Potenza. Poche parole, più di circostanza, la felicità di essere a Catania, l'importanza della piazza e poi l'appuntamento alla prima conferenza ufficiale. Questo il primo William Viali, quindi via verso la sede per incontrare i dirigenti e firmare il contratto che lo legherà al Catania sino al giugno 2027. Con lui c'era anche il suo vice Cottapava, da domani il via al lavoro sul campo con la squadra per preparare la prossima partita contro il Caserano programmata per lunedì sera. Viali ritroverà nel Catania giocatori come Di Tacchio, Caturano e Forte che ha già allenato nelle precedenti esperienze, l'ultima con la Reggiana. Cambierà qualcosa anche dal punto di vista tattico, probabilmente una difesa a 4 e con un atteggiamento anche più offensivo, più vicino alla porta avversaria. E in vista di Catania Casarano, in programma lunedì sera al Massimino, il prefetto ha disposto la chiusura del settore ospiti e il divieto di vendita dei tagliandi per tutti i settori dello stadio e i residenti nella provincia di Lecce. Prima di chiudere una notizia dall'ANSA, perché il Tribunale dei minori di Palermo ha disposto con la massima urgenza che tutti i minori a bordo della Sea-Watch devono sbarcare nel porto più vicino in Sicilia. Lo rende noto la stessa ONG Sea-Watch in merito al ricorso che aveva presentato al Tribunale dei minori di Palermo per consentire lo sbarco non soltanto dei minori ma anche delle loro famiglie. Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione e buona serata.